Buonasera, buonasera, buonasera a tutti, buonasera a voi che siete qua presenti, buonasera a Faccine che non vedo già da abbastanza tempo, buonasera a te che ci stai seguendo da casa, sempre un piacere. Inizio subito con invitare i nostri carissimi adolescenti, ragazzi molto belli, a venire più avanti verso la luce, che così vi posso vedere bene nei vostri faccini, a lasciare quelle sedie laggiù indietro e a venire, avvicinarvi qui a me, che vi sto parlando. Se potete avvicinarvi mentre vi sto guardando. Spero che tu a casa non abbia nulla da fare. Prego. Sì. Grazie. Oh là, un vero cristiano. Non stavo parlando con te, ma va bene lo stesso. Ma se gli altri là dietro possono fare questo piccolo sforzo di alzarsi e venire qua davanti, oh, grazie. Il mio cuore è con te, Dio ti benedica. Prego, c'è spazio, vi vedo, vi sto guardando, più avanti, c'è spazio, ci possiamo lavorare. Ma va bene, dai, per iniziare questo culto vorrei portare la vostra attenzione su un paio di versetti che non sono mai il preferito di nessun figlio, però io ve li porto perché so che i versetti più fastidiosi in genere sono quelli più efficaci. Si trova in Proverbi 6, molti di voi conosceranno, se avete la vostra Bibbia la potete aprire, ok? Proverbi 6 dal versetto 20, in cui sta scritto: Figlio mio, osserva i precetti di tuo padre e non trascurare gli insegnamenti di tua madre. Tienili sempre legati al cuore e attaccati al collo. Quando camminerai, ti guideranno. Quando dormirai, veglieranno su di te e al tuo risveglio ti parleranno. Il precetto infatti è una lampada, l'insegnamento una luce, le correzioni e la disciplina sono la via della vita. Che bei versetti. Versetti preferiti di molti genitori, lo so molto bene, ok? Che iniziano con quel: figlio mio, ascolta quello che ti stanno dicendo i tuoi genitori. Ma sono versetti che contengono, come tutti gli altri, una grossa verità biblica. Quello che mi piace di questi versetti è che non solo sono precetti che mi guideranno, ma sono precetti che veglieranno su di me, mi proteggeranno dal maligno, mi proteggeranno dalle cattive scelte, mi proteggeranno dal male lungo la mia vita. Vorrei che rifletteste su questo mentre vi alzate in piedi per il nostro momento di lode, di adorazione. Guardate il fratello, la sorella alla vostra destra, alla vostra sinistra, non vi state vedendo da una settimana. Questo è un buon momento per salutare, per chiedere come sta, per fare magari la domanda scomoda: e tu ascolti i precetti che ti stanno dando i tuoi genitori? Forse sì, forse no, ho visto qualche sorriso imbarazzato. Ok? Perciò lasciate tutte le vostre preoccupazioni indietro, cantiamo, adoriamo, lodiamo il nostro Signore insieme. Siamo qui per lodare, non è vero? Se siamo qui per lodare, se sei venuto qui per lodare, mi gridi un amen, per favore. Sei venuto qui per lodare? Lo richiederò un'altra volta e adesso dovete fare più alto. Siete venuti qui per lodare? Ci possiamo lavorare. La nostra prima canzone sarà Tu sei il re e noi siamo venuti qui per adorarlo, cantare e innalzare il nome del Signore. Amen? Amen? Amen. Meglio. Cantiamo. Battiamo le nostre mani. Sono qui perché sento dentro me il desiderio di adorare te. Alzo la mia voce per cantare che tu sei
Re dei re, Re che comanderà su tutte quante le nazioni. E prossima canzone, Cristo sei il mio rifugio. Abbiamo cantato Tu sei il mio re e tu sei il re dei re. Noi ora canteremo Cristo sei il mio rifugio. Ho una speranza, ho un futuro, regali del Signore, in questo io credo. E credo che quello che noi stiamo cantando qui è molto potente, perché molte persone là fuori, loro pensano di non avere un futuro, pensano che il domani non arriverà mai, pensano che il domani non li porterà gioia. Noi invece abbiamo un Dio che Lui ci porta gioia, ci porta speranza, e noi canteremo: ho una speranza, ho un futuro. Amen? Amen. Cantiamo. Noi sappiamo che possiamo confidare nel nostro Signore. Prossima canzone, Più io ti cerco. Anche questo, noi cerchiamo il Signore e sappiamo che possiamo confidare in Lui. E quindi io ti invito questa sera a portare tutti i tuoi pesi a Lui, alla sua croce. Che noi possiamo essere tranquilli e non avere ansietà, non preoccuparci del domani, ma preoccuparci di quello che stiamo vivendo adesso, dell'ora. Ora cosa posso fare per avvicinarmi di più al Signore? Ora cosa posso fare per... Cantiamo questa canzone. Più io ti cerco
più io sto con te. E più ti amo. Ai piedi tuoi io starò, dalla tua coppa berrò, respirerò sul tuo cuore per sentirlo. Profondo è il tuo amore, va oltre ogni mia idea. La tua pace in me e mi avvolge. Ai piedi tuoi io starò, dalla tua coppa berrò, respirerò sul tuo cuore per sentirlo. Profondo è il tuo amore, va oltre ogni mia idea. La tua pace in me e mi avvolge. Signore, ti ringrazio perché noi sappiamo che se noi ti cerchiamo, tu ci dai, Padre, la speranza, tu ci fai sentire amati. E Padre, che io ti chiedo che questa sera, se c'è qualcuno che ti sta cercando, Padre, che tu ti possa far sentire, Padre. Noi sappiamo che sì, tu sei un Dio buono, noi sappiamo che puoi fare miracoli, Padre, ma noi ti dobbiamo cercare prima. Non sarai tu che verrai, spalancherai la porta del nostro cuore, ma dobbiamo essere noi che ti facciamo entrare, Padre. Noi dobbiamo prendere una decisione. Noi siamo cristiani, Padre, noi siamo salvati non dalla nascita, Padre, ma perché siamo noi che abbiamo preso una decisione. Abbiamo detto sì, ok, abbiamo fatto il primo passo. E quindi io ti chiedo, Padre, che chi ha bisogno questa sera possa fare questo primo passo, Padre, possa aprire la porta del suo cuore. E ti chiedo, Padre, che tutte le persone che non si sentono amate cantando la prossima canzone, Padre, loro possono dire sì, c'è qualcuno effettivamente che mi ama, anche se magari mi sento solo, anche se magari non sento la presenza di tanti amici, dei genitori, compagni di classe, ma che possono credere, Padre, che tu veramente li ami, e di un amore perfetto ed eterno, non un amore che arriva e dopo un po', dopo qualche ora se ne va, un amore che è sempre lì presente, e che chiunque abbia questo desiderio, Padre, di sentirsi amato, Padre, possa ricevere questa sera. Nel nome santo di Gesù, amen. Lui è geloso di me, il suo amore è come un uragano, io mi arrendo al vento della sua misericordia. Poi all'improvviso non vedo più le mie afflizioni, vedo la sua gloria. Vedo quanto meraviglioso Egli è e quanto Egli mi vuole. Oh, Egli mi amò. Oh, Egli mi ama. Egli mi amò. Lui è geloso
vedo quanto meraviglioso Egli è e quanto Egli mi vuole. Oh, Egli mi amò. Oh, Egli mi ama. Egli mi amò. Mi ama, siamo la sua eredità e Lui ci premierà. Il suo sguardo di grazia porta la redenzione. La sua grazia è un oceano e noi stiamo affogando. Il cielo e la terra sono una cosa sola. Il mio cuore batte veloce nel mio petto. Non ho tempo da perdere con risentimento quando penso che Egli mi ama. Egli mi ama. Egli mi ama. Egli mi Egli mi ama adesso tanto quanto mi amava prima, quando ero nel peccato, quando nessuno aveva il coraggio di guardarmi in faccia. Egli mi ama ora che sono ok, a posto, ora tanto quanto Lui mi amava prima, quando ero nella vergogna, quando pensavo di essere solo, quando pensavo che non ci sarebbe stato nessuno. Lui è stato, è e sempre sarà. E Lui sempre ti amerà. Lui ti ama adesso, ti ha amato e ti amerà in futuro. Lui ci ama adesso e ci amerà in futuro. Lui sa che noi sbagliamo, sa che probabilmente noi sbaglieremo ancora, ma il suo amore rimarrà sempre così, non cambierà. Lui sa come siamo fatti, ci ha creati Lui sa che noi pecchiamo in continuazione. Ma questo non cambierà l'amore che Lui ha per ognuno di noi. Vorrei che noi pregassimo in questo momento per concludere il nostro momento di lode e vi invito a chiudere i vostri occhi. E se c'è qualcuno in questo momento che ha bisogno di preghiera, che possa alzare la mano, tanto non ti vedranno in live, che tu possa alzare la mano e se hai bisogno noi possiamo pregare per te in questo momento. Signore, io ti prego che noi possiamo in questo momento sentire il tuo amore, Padre, che noi possiamo in questo momento lasciare da parte quello che dice il mondo, il fatto che noi siamo imperfetti al lavoro, il fatto che noi siamo imperfetti a scuola, che noi vorremmo raggiungere un obiettivo ma magari non ci arriviamo nel modo in cui noi vorremmo. E io ti prego, Padre, in questo momento che noi possiamo riconoscere che tu sei Dio,
riconoscere questo grandissimo amore che tu hai per noi. Padre, ti ringrazio perché tu sei sempre stato così. Tu eri così ai tempi di Abramo, ai tempi di Isacco e sei ancora adesso. Non cambi e ci ami nonostante tutto. Io ti ringrazio per questo. In nome santo di Gesù, amen. Potete sedervi. Sì. Ok, una volta al mese noi studiamo su questo tema, che è quello della trovare la persona giusta per la nostra vita, no? E anticipo che tutti i versetti che noi leggeremo questa sera fanno parte del libro di Proverbi. Il libro di Proverbi è un libro meraviglioso dove c'è tutta la saggezza che è stata accumulata dal re Salomone, non solo lui, ma una gran parte dei testi scritti sono stati scritti dal re Salomone e hanno a che fare proprio con la vita dell'essere umano. Se tu vuoi trovare consigli saggi per la tua vita, devi leggere il libro di Proverbi. 31 capitoli, se tu vuoi leggere in un mese un capitolo al giorno, leva il diavolo di torno. Okay? Quindi ti consiglio vivamente di leggere il libro di Proverbi. Allora, quale caratteristica deve avere la persona giusta che sarà il compagno o la compagna della mia vita? Il primo testo che ti voglio leggere è questo, e dice così: uno si metterà forse del fuoco in petto senza che i suoi abiti si brucino, camminerà forse sui carboni ardenti, a carboni accesi senza scottarsi i piedi. Allora sta attento, quando tu sceglierai, se non hai già scelto, il compagno o la compagna della tua vita, la cosa importantissima è che noi dobbiamo capire che quando noi viviamo un sentimento forte per una persona, il sentimento forte ci porta fuori dal tempo e dallo spazio, ossia quando tu sei insieme alla persona amata, il tempo passa e tu non te ne accorgi. Basta che ti trovi anche, non so, in un posto qualsiasi, che non sia un bellissimo posto, ma l'importante è che tu sia con la persona amata. Però questo porta in sé un grande pericolo, perché quando noi cominciamo a pensare alla persona che sarà a fianco al nostro, perché come cristiani la parola di Dio ci dice che quello che Dio ha unito l'uomo non lo separi, ossia quando tu scegli un compagno o compagna per la tua vita è per tutta la vita, non è per un tempo, non puoi cambiarlo come un prodotto che non desideri più. E quindi la prima cosa che noi dobbiamo capire è: quando noi viviamo questo sentimento non dobbiamo soffermarci su questo sentimento, ma dobbiamo avere una vista a lungo raggio, ossia io mi devo cominciare a fare delle domande quando incontro la persona che sarà il mio compagno o la mia compagna per la vita. La prima cosa: questo uomo, se tu sei una femmina, una donna, questo uomo mi guiderà nelle cose di Dio per tutta la vita, sarà in grado di essere la guida, il pastore della mia famiglia? Se tu sei un uomo, la cosa che ti devi chiedere è: questa donna sarà quella che mi onorerà e mi rispetterà davanti ai figli che avremo insieme? Sono delle domande importantissime che tu ti devi fare, perché devono guardare al tuo futuro, e il futuro non è una cosa con cui noi possiamo giocare. Se camminiamo sul fuoco noi ovviamente ci scottiamo i piedi, dobbiamo stare molto attenti. Come ho detto prima, non possiamo cambiare in corsa un compagno o una compagna della nostra vita. Oggi il mondo è diventato un consumista
di compagni e compagne della vita, però noi come cristiani abbiamo un impegno e dobbiamo capire che c'è una grande differenza tra innamoramento e amore. Innamoramento è un momento di esplosione sentimentale. Amore è tutta un'altra cosa, una scelta quotidiana che io e te dobbiamo fare se veramente vogliamo onorare l'impegno che il Signore ci ha chiamato a dare in un rapporto di coppia. Allora voglio darti 3 consigli questa sera per scegliere la persona giusta. Allora comincerò così. C'è una parola che i bambini appena cominciano a imparare, io penso che quando loro la dicono c'è anche un gusto sale alla loro bocca. Tu sai che parola è? È la parola no. No, non voglio. Mio figlio diceva sempre non voglio, non voglio, non voglio questo. Quando i genitori cominciano a dare degli ordini, la parola non voglio è una parola molto usata dai bambini, specialmente dai bambini moderni. Allora sta attento. Io ti voglio dare però 3 no molto positivi per la tua vita, per la scelta del compagno della tua vita. No a persone con obiettivi diversi dai tuoi. Allora sta attento. Questo testo di Proverbi dice così: i tuoi occhi guardino bene in faccia, le tue palpebre si dirigano dritte davanti a te, appiana il sentiero dei tuoi piedi, tutte le tue vie siano ben preparate, non girare né a destra né a sinistra, ritira il tuo piede dal male. Allora le storie tra fidanzati, per esempio, possono essere storie molto diverse l'una dall'altra. Possiamo avere culture diverse, possiamo avere un'educazione diversa, possiamo avere culture diverse, possiamo avere visioni della vita diverse, ma attenzione, noi non possiamo mediare gli obiettivi della nostra vita. Allora, il primo no che tu devi dire, per esempio, è una persona, se tu vuoi dei figli e la persona, il tuo partner, non vuole figli, tu non puoi mediare questo principio perché è un principio forte, è un principio fondamentale per la tua vita. Se la persona che tu hai scelto, per lei è importante andare in chiesa, ossia per te è importante andare in chiesa e per la persona a fianco a te non è importante vivere la comunità, questo è un principio che tu non puoi mediare, non puoi lasciare al caso. Tu devi, come dice questo testo, come dice questo brano biblico, devi avere i tuoi occhi che vanno bene avanti, ossia le tue palpebre si devono dirigere davanti a te, ossia per me è importante avere una famiglia con figli, per me è importante vivere la vita di comunità, per me è importante il mio rapporto personale col Signore. Non puoi scegliere un compagno di vita che non abbia i tuoi stessi principi, ossia ci sono dei principi secondari che possono essere mediati, ma i principi primari che tu hai tu non puoi assolutamente mediarli perché fanno parte della tua vita spirituale e questo è fondamentale perché tu ti troverai in un conflitto nella tua famiglia che sarà distruttivo per la tua anima, per l'anima del tuo partner e se ci saranno anche per i tuoi figli. Scegli bene il compagno o la compagna della tua vita, abbi ben chiaro quali sono gli obiettivi che tu hai per il tuo futuro. E questo testo è molto forte, dice quando tu prendi quella direzione per il futuro non deviare né a destra e non deviare neanche a sinistra, non mediare i tuoi principi, non togliere le radici che tu hai. Ti faccio una domanda un po' scomoda. Cosa tu vuoi dal tuo futuro? Cosa tu vuoi per la tua vita che verrà fra poco? Tu pensi che il compagno o la compagna vicino a te saranno quelli che accompagneranno la tua esistenza con gli obiettivi che tu hai? È interessante che una persona che ti ama veramente è una persona che massimizza i tuoi obiettivi, che ti aiuta a realizzare i sogni e i principi che tu hai. Non sarà una persona sicuramente che ti mette i bastoni tra le ruote quando tu cammini nella volontà di Dio. Per scegliere il compagno della vita tu devi camminare a fianco al Signore.
E quando tu cammini in fianco al Signore cominciano ad arrivare dei ragazzi o delle ragazze che possono sembrare persone che saranno i tuoi compagni o compagne di vita, tu continui a camminare e continui a camminare e continui a camminare insieme a Dio. E se quella persona rimane indietro significa che quella persona non è la persona per te. E tu hai tutto il diritto di dire: io no, non voglio una persona che non viva gli stessi miei principi, che non abbia i miei stessi obiettivi di vita. Primo principio: no a persone con obiettivi diversi, specialmente se sono obiettivi spirituali, da quelli che io ho. Quello che per te è importante nella tua vita, se è importante camminare col Signore, non mediare questo principio, non mediare questo tuo obiettivo per il futuro. Il secondo no è no a persone troppo appiccicose, ok? No a persone troppo appiccicose. Guarda cosa dice la parola di Dio. Chi ama ferisce, ma rimane fedele. Chi odia dà abbondanza di baci. Amore mio. È sempre lì attaccato, è sempre vuole un bacio. Un fratello, no? Della chiesa da dove vengo io, un giorno si è fidanzato, no? Questa ragazza bellissima, guarda, pastore, la voglio. Ok. E ha cominciato questa relazione. Ogni 2 per 3 lei voleva un bacio, è un bacio, è un bacio, è un bacio. Dopo un mese lui è arrivato da me e mi dice: pastore, non ne posso più. Non ce la faccio più, perché non c'era dialogo, c'era solo fisicità, c'era solo abbracci. Sai perché sai perché le persone sono appiccicose? Prima di tutto perché sono dominati da degli istinti biologici che è difficile tenere sotto controllo per quella persona. E quella persona non ha una speranza e non ha un progetto per il futuro e vuole vivere il presente a tutti i costi. Ossia, se mi manca un abbraccio, mi manca tutto. Ma noi dobbiamo cominciare a ragionare come cristiani, ossia noi dobbiamo ragionare: se mi manca il Signore mi manca tutto, non se mi manca un bacio, non se mi manca un abbraccio, non se mi manca il mio caro o la mia cara, no, io devo cominciare a pensare come un vero cristiano: se mi manca il Signore mi manca tutto, se mi manca la mia fidanzata non mi manca tutto. Se mi manca il mio fidanzato non mi manca tutto, perché quello che manca è la presenza di Dio in mezzo a 2 fidanzati. E questa è la cosa fondamentale che noi dobbiamo capire. E queste persone sono inaffidabili per progetti futuri. Io non devo stare attaccato a persone troppo appiccicose. Mi può far piacere per un periodo, ma è come la differenza tra tra succhiare un lecca-lecca e mangiare un bel churrasco, una bella pizza, gente. C'è una differenza enorme tra una cosa e l'altra. Il ciupa ciupa, o come lo chiamate voi in portoghese, pirulito, ossia dà sapore un momento, dà sapore un attimo, ma poi non ti sfama. E tu devi pensare al tuo futuro, devi pensare che con quel cibo tu dovrai lavorare, tu dovrai avere energie per vivere la tua vita. La persona a fianco a te dovrà alimentare la tua personalità, non dovrà toglierti energie, non dovrà essere un vampiro emozionale. Adesso ti spiego chi è il vampiro emozionale, ok? Perché adesso arriviamo al terzo no. Quindi no a persone troppo appiccicose. Dimenticavo di dirvi. Una persona troppo appiccicosa sicuramente non è una persona gentile, ok? Tu devi sviluppare più la tua personalità che non la tua fisicità. Se tu riesci a controllare i tuoi istinti biologici, no? Fisici, allora sicuramente potrai essere una persona che può dare un servizio alla persona vicino a te. È interessante che quando tu sei vicino a una persona gentile tu vuoi starci, no? Le persone gentili ti attirano, le persone che hanno quel tono di voce calmo, tranquillo, che guarda negli occhi le persone, che cerca di darti un servizio. Tu vuoi starci vicino perché? Perché è una persona che non è dominata dai propri impulsi biologici, ma è una persona che ha capito come funziona la vita, ossia
io sono nato per servire e non per essere servito. Il cristiano è questo, carissimi. Ossia, io sono nato per servire e non per essere servito. Quindi no a troppo persone troppo appiccicose. Chi odia dà abbondanza di baci, ma la persona che ama è capace anche di ferirti e dirti la verità come sta, a costo di perderti. Sai perché? Perché ti ama. Ed è questa la persona che tu devi cercare. Terza cosa, no, il terzo no, a persone con carenze affettive. E qua arriviamo al discorso dei vampiri emozionali. Sta attento cosa dice la parola di Dio. Come l'uccello va peregrinando lontano dal nido, così è l'uomo che va peregrinando lontano da casa. Pastore, che cosa c'entra questo versetto con no a persone con carenze affettive? Prima cosa che ti voglio dire, una persona con carenze affettive è una persona che ha una famiglia distrutturata, una famiglia non equilibrata, una famiglia dove mancano affetto, una persona dove manca comunicazione, una persona che manca, forse anche un genitore o due genitori che sono mancati nella vita, ha carenze affettive. Sta attento a una cosa, se quella persona che ha carenze affettive viene riempita dall'amore di Dio e si incontra personalmente con Dio, quella persona diventa una persona totalmente diversa, ossia diventa una persona disposta ad amare forse anche di più di persone che hanno famiglie strutturate correttamente. Ma se quella persona non si fa curare dal Signore, diventa una persona che in psicologia si chiama narcisista. Sai che cos'è un narcisista? È una persona che vuole costantemente essere al centro dell'attenzione e se tu non lo metti al centro dell'attenzione, quella persona se ne va da un'altra parte a cercare l'attenzione che tu non gli hai dato, ossia vuole standard, livelli di attenzione altissimi e tu non sarai mai in grado di soddisfare l'amore che richiede quella persona. Allora c'è l'unica malattia, sta attento a cosa ti dico adesso, perché sono state fatte delle ricerche serie su questo tipo di persone. I vampiri emozionali, ossia i narcisisti, sono gli unici che in psicologia non possono guarire, perché non vogliono guarire. E questa è una cosa terribile. Allora la domanda che ti faccio questa sera è un'altra domanda scomoda. Tu vuoi sposare una persona narcisista? Una persona che vuole sempre essere al centro dell'attenzione, una persona che quando tu non gliela darai andrà a cercarla da un'altra parte, da un altro partner, da un altro compagno, potresti subire dei tradimenti, potresti subire dei traumi emozionali nella tua casa, perché? Perché hai scelto l'oggi piuttosto che il domani. Allora osserva le persone con cui tu hai relazioni e soprattutto relazioni intime, fidanzato con fidanzata. Devono essere persone con una famiglia equilibrata, almeno una persona che ha fatto curare i propri traumi dal Signore. E questo è fondamentale, perché se quella persona vuole utilizzare la sua malattia, tu sai che ci sono i malati che utilizzano la loro malattia per sfruttare e per manipolare gli altri. Tu sai che cosa vuol dire la parola manipolazione o defraudamento? Manipolazione e defraudamento sono due attitudini che la persona vicino a te cerca di cambiare la tua personalità, cerca di sfruttare i tuoi punti deboli per farti fare quello che lei vuole. Molto interessante. State attenti, ragazzi. State attenti alla persona che sceglierete come compagno o come compagna della vostra vita. Guardate a lungo raggio. Pensate al vostro futuro. Sarà l'uomo o la donna che mi accompagnerà per tutta la vita. Sarà la persona che vuole cambiare i miei obiettivi, cambiare i miei sogni, cambiare la mia personalità e sfruttare tutto quello che io sono per il suo vantaggio. Ricordati bene che il compagno o la compagna della tua vita
sarà quello che massimizza le tue caratteristiche perché ti ama e rischierà di dirti delle cose scomode anche se ha paura di perderti. Perché? Perché sarà la persona che ti vuole veramente bene e non vuole che tu cammini nella via sbagliata. Se tu hai una direzione di vita, guarda bene avanti, non deviare né a destra, non deviare a sinistra. Guarda la persona negli occhi e valuta veramente chi lei è. Abbi paura di fare la scelta sbagliata. Di dei no quando è necessario, non farti avvolgere da un sentimento che ti fa uscire dallo spazio e dal tempo e comincia a pensare veramente con la mente di Cristo. Allora ti posso fare una domanda, l'ultima che ti faccio questa sera. Tu pensi che Cristo sappia qual è il compagno o la compagna giusta per la tua vita? Sì o no? Lui sa sì o no? Lui è onnisciente sì o no? Lui sa cosa ti farà male e cosa ti farà bene sì o no? A volte lui lascia la briglia molto lunga, il guinzaglio molto lungo e permette a volte degli errori, ma tu puoi fare una preghiera questa sera, ok? Tu puoi dire: Signore, io non voglio il compagno o la compagna sbagliata, io non voglio rischiare di camminare sui carboni accesi, io non voglio scottarmi, io non voglio ritrovarmi un uomo, una donna nella mia casa un giorno che mi tradirà e mi manipolerà e mi defrauderà dei miei diritti solo per soddisfare le proprie esigenze. Scegli un bravo cristiano, scegli una brava cristiana. Oggi c'è una carenza enorme di persone consacrate. Le chiese sono piene di gente, ok? Smentisco il fatto che tante chiese stiano calando come numero, non è vero. Le chiese sono piene. Ma gente consacrata è tutta un'altra cosa. Persone che hanno dato tutto il cuore a Cristo e che vogliono costruire un matrimonio solido sui principi di Dio è tutta un'altra storia. Le persone vogliono dal Signore, ma non si rendono conto che il Signore ha le sue esigenze e soprattutto Lui ha il meglio per ciascuno di noi e Lui vuole il meglio per me e per te. Ma io posso fare una preghiera perché questo possa avvenire. Allora io ti invito adesso a chiudere i tuoi occhi. Okay, invito già il gruppo di lode qua. E mentre io prego, passa in rassegna i tuoi obiettivi di vita per il tuo futuro. Io voglio avere una famiglia solida. Io voglio avere un partner che cammina nelle tue vie, Signore. Io voglio, Signore, vivere una vita di comunità intensa, forte, radicata nella mia vita. Perciò io ti chiedo, Signore, che tu possa mettere al mio fianco la persona che tu hai già scelto per me. Io vorrei che questa fosse la tua preghiera questa sera. Non rischiare di scegliere una persona solo per sentimento. Quella persona deve essere matura nelle vie di Dio. Quella persona deve avere le radici nella parola di Dio, deve essere una persona di preghiera, che ti invita a pregare, che ti invita a conoscere meglio il Signore, che ti dice delle cose anche scomode, che ti ferisce quando è il momento giusto, che non dà abbondanza di baci, ma che ti dice questo non va bene e te lo dice perché ti ama. Io ti chiedo, Signore, che i nostri ragazzi possano avere veramente questa maturità di andare oltre alle spinte fisiche, biologiche, e che tu possa, Signore, consegnare nelle loro mani il ministero del matrimonio con una persona giusta. Già, Signore, noi sappiamo che è difficile anche tra cristiani, ma ti prego, Signore, non permettere che nessuno di loro soffra per aver scelto un
compagno o una compagna sbagliata. Cambia le loro vie, Signore, cambia il loro modo di pensare, cambia le loro anime, il loro cuore nella profondità e permetti che il tuo Spirito, Signore, possa accompagnarli fino al matrimonio con saggezza e con il tuo amore, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Potete alzarvi in piedi? Passo la parola al gruppo di lode. Momento di lode, ma momento anche di offerte, che se offerte e decime, e se tu hai in cuore di donare qualcosa al Signore, sappi che quel poco che tu hai da dare, quel poco che tu senti di dare in mano al Signore può essere tanto. E cantiamo in questo momento. Signore, ti ringrazio per questo momento di lode che abbiamo l'opportunità di fare, dove tante persone non hanno, in giro nel mondo, non hanno questa possibilità, Padre, di lodarti. E invece noi possiamo farlo, noi siamo qui e possiamo cantare il tuo nome, possiamo ringraziarti ad alta voce. E io prego che ora che ci divideremo in piccoli gruppi, noi possiamo approfondire di più su quello che il pastore ha parlato, Padre. Che noi possiamo prendere i tuoi insegnamenti e non sviarci da essi. Nel nome santo di Gesù, amen. Potete sedervi, passo la parola a chi darà gli annunci. Ok, ancora 2 minuti per i nostri bellissimi annunci, dato che oggi abbiamo novità croccanti, direi, per le persone che stanno aspettando solo questo momento. Se mi possono dare forse la slide, che così non è che me li devo ricordare tutta a memoria. Ok, allora io voglio un forte applauso, una forte esclamazione, una forte ovazione per il nostro Winter Camp! Grazie, grazie.
Come potete vedere, abbiamo trovato una struttura, gloria a Dio, si trova sul lago di Barcis, ok? Friuli Venezia Giulia, posto stupendo. Non ci sono mai stato, ho visto le foto su Google Maps, ok? Ma sono sicuro che sarà un posto stupendo, ok? Perciò tenetevi liberi dal 26 al 30. Dal 26 al 30 dicembre, ok? Saranno giorni nel quale potremo stare vicino alla parola del Signore, potremo lodare il Signore insieme, potremo giocare, potremo scherzare, potrete incontrare i vostri tanti amaci amici. Amaci amici, ok? Sì, no, boh, forse, ok? Avvisate i vostri genitori che sono 130 euro per il primo figlio, per chi fa parte di una grossa famiglia, lì veniamo incontro, per il secondo figlio 110, terzo figlio 110, ok? Se siete più di 2 mi dispiace, Dio vi benedica, ok? Bene, poi abbiamo il nostro White Party, ok? 31 ottobre, spero vi siate segnati la data, spero che abbiate già detto a tutti i vostri amici, a tutti i vostri familiari, a tutti i vostri nemici, ehi guarda io il 31 ottobre andrò lì in chiesa a fare una festa, ok? Perciò saremo tutti qua, sono invitati naturalmente tutti i giovani e adolescenti, ok? Saremo qui a partire dalle 19:30, come dice il nome si raccomanda, si consiglia, si richiede di vestirsi di bianco. Ok? Ah, ma io non ho tutto completamente bianco. Vieni più bianco che puoi, ok? E poi Dio ti assisterà, ne sono sicuro. Per tutte le informazioni riguardanti alla serata, ah, ma devo portare qualcosa? Ah, ma devo dire qualcosa a qualcuno? Devo avvisare della mia presenza? Ci sono i nostri gruppi sul quale piano piano arrivano le informazioni, ok? Ottimo, sono già passate le prime informazioni durante questa settimana, perciò rimanete sintonizzati. Abbiamo qualcos'altro? Sì. Allora, noi sappiamo, come cristiani, ma credo che un po' tutti si siano accorto, che il mondo non è esattamente il posto migliore. Però sappiamo che abbiamo quest'arma di fondamentale importanza che è la preghiera. Ok? Perciò vogliamo iniziare questo progetto ogni ultimo giovedì del mese. In questo caso qui adesso cade il 26, ok, giovedì 26, noi ci incontriamo qua di nuovo, giovani, adolescenti, per pregare, ginocchia a terra e sfruttare quest'arma incredibile che ci ha dato Cristo, ok? Perciò segnatevi la data 26 ottobre, adesso, poi a novembre, l'ultimo giovedì di novembre, poi a dicembre si vedrà perché forse collide con il Winter Camp, vi daremo più informazioni, ok? Alle 8 noi ci incontriamo qui, fisicamente, per pregare. Naturalmente caldamente invitati giovani e adolescenti, tu che magari non sei così giovane, non sei così adolescente, puoi venire a farci compagnia, noi lo apprezziamo. Ok? Perciò vi siete segnati questa data? 26 ottobre abbiamo il nostro incontro di preghiera alle 8, il 31 ottobre abbiamo il nostro White Party alle 19:30, dal 26 al 30 dicembre abbiamo il nostro Winter Camp. Ok, tempi di reazione sulla quale ci possiamo lavorare. Ok? Mi raccomando, per qualsiasi informazione vi potete sempre rivolgere a me, agli altri giovani, ai pastori, ok? Vi saranno date sempre più informazioni, soprattutto nei gruppi, quindi rimanete sintonizzati e per tutto il resto, ciao! Dio vi benedica, buona serata.